Le locali del Thermal Aliper in divisa nera, allenate da Andrea Lazzaro, giocano con Suela Zaidan alzatrice, Elisa Maruzzo opposto, Chiara Rampin e Serena Stefani schiacciatrici, il capitano Giada Faccioli e Giulia Bocchese centrali, Ilaria Zatta libero. Le ospiti del DM Componenti Rio in maglia celeste, guidate da Federica Vezzù ed Elisa Salvetti, schierano il capitano Sofia Calore alzatrice, Cristina Polato opposto, Silvia Cecconi e Camilla Loro schiacciatrici, Valentina Viotto e Giulia Bettella centrali, Deana D'Addio libero. Le aponensi hanno buon gioco in avvio, sfruttano le difficoltà in ricezione e la leggerezza dell'attacco del Rio, guadagnando un margine di 6 punti sul 12-6. Il Thermal fa pesare la propria maggior caratura offensiva colpendo più volte con la banda Rampin e con la centrale Faccioli, atleti di esperienza e di valore per la categoria. Le locali conducono con 2-3 lunghezze fin sul 18-16, quando le difese a oltranza del Rio e un calo di lucidità dell'attacco aponense invertono il trend. Il Rio pareggia sul 19-19, quindi si porta al comando sul 22-19 coi contrattacchi vincenti di Cristina Polato e Camilla Loro. Il Thermal si innervosisce e sbaglia, poi il muro a 1 della Loro blocca la Maruzzo firmando il punto finale del primo set, vinto per 25-21 dal DM Componenti Rio. I ripetuti errori in ricezione del Thermal, la solidità della difesa del Rio e i punti in attacco di Camilla Loro e Giulia Bettella mettono a dura prova le aponensi, costrette a inseguire le ospiti nella prima metà della ripresa. Indietro sul 9-5 le locali si sbloccano e riducono lo svantaggio, guidate dall'esperta centrale Faccioli e favorite dalle numerose ingenuità del Rio che non riesce più a passare in attacco né a sviluppare azioni al centro. Il Thermal rientra sull'11 pari e si porta in vantaggio sul 14-12, ma le ospiti reagiscono, difendono l'inverosimile, riuscendo a mettere in difficoltà la ricezione avversaria. La seconda metà della frazione è giocata sul punto a punto fino al 22 pari, quando nel Thermal nervosismo e confusione prendono il sopravvento, causando un filotto di 3 errori che risulta fatale alle ragazze in nero. L'attacco fuori di Serena Stefani chiude il secondo parziale sul 25-22 per il Rio. Federica Vezzù conferma l'esperta Manuela Valese, già subentrata nel finale del set precedente al libero Deana D'Addio. Il Thermal mette in campo una reazione da prima della classe, sistema la ricezione, forza il servizio e colpisce ripetizioni in attacco da posto 4 con Chiara Rampin e Serena Stefani, a segno anche col pallonetto. Il Rio è sorpreso dal repentino cambio di ritmo delle aponensi e non riesce a reagire, calando in tutti i fondamentali. Il vantaggio del Thermal aumenta continuamente passando dal 10-5 al 17-10, scandito dai punti della Rampin e dell'ottima Faccioli, irresistibile con la fast. In crescita anche l'opposto Elisa Maruzzo. Le ospiti con la testa già al quarto set faticano moltissimo a chiudere gli attacchi e gli ultimi punti sono una pura formalità per le padrone di casa, che conquistano la terza frazione per 25-14 col tocco vincente di Giada Faccioli. Le ragazze del Thermal Aliper ripartono con la stessa carica e convinzione mostrate nel terzo set, mettendo subito in gravi difficoltà le ospiti che non riescono a ricevere e commettono errori grossolani in attacco. Passivo e statico in difesa, il Rio sembra proprio la brutta copia della squadra vista nei primi 2 parziali. Rampin, Maruzzo e Faccioli martellano senza pause e il Thermal piazza un break di 8 punti che ha un effetto devastante sul morale delle giovani avversarie. Il Rio cerca di ritrovare il filo del gioco riuscendo a passare dai lati con Camilla Loro, autrice di una buona gara. Tuttavia il pesante passivo di 7-8 punti risulta incolmabile, perché dall'altra parte della rete Chiara Rampin e Giada Faccioli risolvono le situazioni a vantaggio del Thermal con soluzioni di potenza ed astuzia. Le aponensi perforano ancora la difesa avversaria con un primo tempo e una fast della micidiale Faccioli, portandosi sul 24-17. Poi il potente contrattacco sulla parallela della Rampin prolunga l'incontro al tie break. Non pago del risultato, il Rio rientra in campo per vincere la partita. L'inizio è favorevole alle ragazze di Federica Vezzù che si portano sul 2-0 con la battuta a punto di Sofia Calore e il muro vincente della Bettella sulla centrale Camilla Voltan.
ma le aponensi impattano sul 2-2 passando dai lati con Rampin e Maruzzo. Cristina Polato mette a terra un pallone da posto 2, ma Elisa Maruzzo le risponde subito. Il tie break prosegue in sostanziale parità fino al cambio di campo con le locali avanti di una lunghezza. Sul 9-8 il Rio sbaglia in ricezione. L'attacco della Cecconi è difeso dal Thermal che rigioca e va a segno con Chiara Rampin. Le padrone di casa fanno il break portandosi sul 13-8. Le ospiti si avvicinano sul 13-10, ma le ragazze in nero trovano il cambio palla con l'ennesima fast vincente della Faccioli. L'ottima Rampin firma poi il successo del Thermal Liper con un diagonale che non dà scampo alla difesa avversaria, chiudendo sul 15-11 il set decisivo. A un passo dal risultato l'entusiasmo forse ci ha un po' fregato, anzi abbastanza, e abbiamo iniziato ad avere un po' paura e a subire e a fare tanti errori anche abbastanza grossolani. L'impressione di oggi è stata buona per quanto mi riguarda, in quanto i primi 2 set siamo riusciti a spuntarla contro la prima in classifica, per cui la soddisfazione c'è. Quella di oggi sicuramente è una squadra che è molto abile sia tecnicamente che tatticamente, e se posso aggiungere anche come sicurezze dal punto di vista di atteggiamento, di gioco. Da circa 5 anni abbiamo cominciato un percorso di valorizzazione comunque del vivaio, e quest'anno nella nostra Serie D abbiamo portato in toto l'Under 18, il 92 e il 93. Quest'anno schieriamo comunque 3 Under 12, una per anno, una 98, una 99, una 2000, e questo è importante perché comunque è un serbatoio notevole poi per le categorie regionali che ci pregiamo di avere. Noi siamo partite un po' sottotono, sia perché comunque la settimana scorsa abbiamo fatto una partita piuttosto impegnativa e tutta la settimana abbiamo pagato l'impegno che abbiamo messo sabato scorso, sia perché abbiamo un infortunio in squadra, 3 persone con la febbre in campo, quindi insomma è stata dura. Purtroppo i primi 2 set ci sta anche nelle squadre prime in classifica, insomma, di perdere prima o poi. Eravamo un po' scarichi da un'ultima partita giocata con le seconde in classifica molto tesa, e la settimana non è stata delle più proficue e si è vista anche la partita, però per fortuna la squadra insomma è riuscita a riemergere. Al terzo set sì, ci siamo caricate perché dobbiamo dimostrare la nostra forza, la nostra posizione in classifica, dobbiamo mantenerla, e quindi questo ci ha caricato. Sicuramente dobbiamo essere soddisfatti di come stanno andando le cose quest'anno, non tanto per la prima squadra, che sicuramente è una squadra che avevamo impostato per risalire la china e ritornare in Serie C, che è l'ambizione di questa società per quest'anno. Ma la soddisfazione maggiore viene dal fatto che anche il settore giovanile sta andando veramente forte. Una prima squadra che oggi ha lasciato un punto dopo ben 12 partite, ma è il settore giovanile che comunque sta crescendo in maniera veramente esponenziale. Abbiamo l'Under 18 che sta facendo il girone di eccellenza, un Under 16 che sta facendo un girone di eccellenza, un Under 16 o terza divisione che è prima in classifica, e tutto il settore giovanile che veramente sta dando dei risultati positivi.